No, I'm not a writer. Bene, noi siamo arrivati al parcheggio. Eccoci qua. Vedi? Ci stai alla grande col camper. Cani al guinzaglio. Mi vieni qui. Hai visto le qua? Quante qua? Ecco, noi dovevamo andare lì. Chiaramente. Come le qua. Guarda che viene la qua da te. Guarda le qua che ti guardano. Guardale. E dicono, ma cos'è sta qua brutta, color tigre? Adesso vengono, guarda che curiose. Che curiose. Guarda che qua curiose. Beh, stiamo a una distanza, però sono curiose, guardale. Guarda che sono tornati, hanno detto questa è casa nostra. Mi guarda le qua. Guarda. E stanno all'ombra, giustamente. Hai visto? E qua. Frega niente a te. Guarda quello dove ha fatto la casa, dall'altra parte del fiume. Lì in riva al fiume, hai visto Amy? No, ma era da fare in bicicletta sta roba qua, Perché è molto lungo, è un bel percorso da fare in bici questo qua. Ma guarda la nutria. Guarda la mia nutria là. Guarda qua. Ciao qua. Siete all'ombra? Va bene? Wow, guarda cigni. Questo c'è un cignaio, guarda che roba. No, lascialo in pace, guarda che ti becca. E dopo tu mi fai fuori il cigno e io non sono contento. Vieni qui. Amy, vieni qui. Tu e i cigni. Cane malvagio. Ti sembra rompere le balle a tutti te. Io ti conosco. Cavolo, ora quanti? Ce ne sono decine di cigni. Guarda che robe. Bello questo, puoi venirci a fare una girata in bici, Sì, noi siamo stati in Mone e non abbiamo preso la bici. L'abbiamo lasciata lì attaccata dietro la casa. Pullula di cigni. Vengono da qua i cigni, vedi? Guarda là cosa non c'è. Guarda quanti dietro l'albero. Che robe. Ecco, vedi, quando vuoi risparmiare, questo è il mio bastone selfie, che non lo uso per fare i selfie, ma per fare le riprese frontali o sai quelle rasoterra spezzato. Ma guarda te il destino, io proprio prima stavo pensando di prenderne un altro con l'attacco sotto, qui nel manico, vedi, per il telefonino, per vedere quello che riprende la GoPro. Stai qui te. E infatti avevo appena ricaricato la carta di credito PayPal per prendermi il tappetino per il bagno, quello super impermeabile, che ne ho visto uno molto carino da mettere fuori al bagno quando esco dalla doccia, se no allago tutto. Cosa fa quel cigno? Con la testa sotto acqua. Cari, non rompergli i coglioni Amy però, No, cioè rompere i coglioni sì, ma poco. Dobbiamo essere poco rompi i coglioni. Occhio la tigre che arriva. Ha vista la preda e la lascia lì. Amy, vieni qui! Veloce, qui! A Pulcino si incazza, poretto, ha anche ragione. È che ce ne sono certi dissocievoli. Puoi andarli vicino, accarezzarli, dargli da mangiare, altri no. Questi no, ad esempio, vogliono stare nel loro. Comunque, stavo dicendo, ho caricato la PayPal, quindi vedo di prendere un bastone un po' serio, che tanto è una cosa che uso spessissimo, soprattutto con lo stabilizzatore che pesa, no? Senti che roba, senti come te pesi, e che abbia l'attacco per il telefonino, così vedo, no? Non solo quello che riprende, ma anche le luci è importante, e poi dal telefonino puoi regolare le luci della GoPro. Ciao qua, ciao, qua sociali. Porco cane, hai visto bene? Andiamo là, salutiamo e loro vanno via. Silenzio, c'è solo il verso di quelle oche là e
degli uccellini. E un po' giù di qua e se scivolo vado in acqua, come sempre. No, no, tranquillo. Amy, vieni qui. Dai, vieni, non vuole. Amy, qui. È antipatico, però noi stavamo a distanza, No, tutto suo. Ciao cane. Pericoloso. Ciao Cigno, buongiorno.
bella serata, ma adesso è tardissimo, cazzo, domani bisogna andare al lavoro, che due coglioni! Vabbè dai, ciao notte, via via via.